Dal 4 maggio il Bagnoli Jazz Festival, Nello Di Costanzo. Arriva dalla musica un'occasione per il rilancio culturale di Bagnoli, quartiere partenopeo di grande bellezza paesaggistica ma anche di grande degrado ambientale e sociale, un'area laddove un tempo c'erano le ciminiere dell'industria siderurgica da troppi lunghi anni in attesa di riqualificazione per un futuro a vocazione turistica. La musica dunque come piccolo volano di sviluppo. Qui il 4, 5 e 6 maggio è di scena la quinta edizione di Bagnoli Jazz Festival, una 3 giorni organizzata da Max Puglia, musicista napoletano di successo che è anche direttore artistico della Kermesse, che porterà in viale Campi Flegrei non solo jazz ma anche fusion e flamenco. La finalità è sia musicale, quindi l'esigenza dei musicisti, sia sociale, perché il quartiere richiede una motivazione culturale per uscire dal ghetto. Ci saranno musicisti italiani di primissimo livello? Sì, voglio ricordare che dopo quasi un decennio si esibiranno i Popolaria, che è una band storica, che è quella di Renzo Arbore, che fa fusion e di Napoli Est. Poi sarà Mendoza, la prima giornata è una flamenco night, quest'anno il festival è tematico, la seconda invece è un contenitore di altre musiche, dal rap alla musica popolare, fino a scendere la domenica, che è il 6 maggio, che sarà prettamente jazz. È completamente gratuita, inizia tutti i giorni alle 21 e finisce alle 24.